Via Feltre, chiusura con interdizione a qualsiasi transito, veicolare e pedonale, secondo lo stato dei lavori, con la possibilità per i residenti di raggiungere la propria abitazione nel tratto compreso tra la rotonda di Piazzale Guglielmo Marconi e l'incrocio con via San Gervasio, dalle 8.30 alle 17 di martedì e all'occorrenza anche dalle 8.30 alle 17 di mercoledì, per garantire la sicurezza durante i lavori di taglio degli alberi prospicienti la sede stradale, con in contemporanea e nello stesso tratto, l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in contravvenzione. Praticamente unanime il parere negativo dei cittadini. Le posso chiedere cosa ne pensate del fatto che taglieranno gli alberi? Ci dispiace moltissimo, sia perché gli alberi fanno ombra, sia perché rinfrescano, sia perché depurano l'aria. Verranno tagliati? Non sono d'accordo. Se è proprio una necessità, sì, se no stanno bene anche qua. Malissimo. Sono arrabbiatissima, io ho un problema polmonare e in effetti in estate vengo fino alle 10 sotto gli alberi perché respiro meglio. Personalmente sono sempre contraria al taglio degli alberi. O togliate e rimetteteli, o spostandoli, o rimetteteli comunque sempre vicino, nel senso non sopprimerli completamente. Gli alberi erano un gioiello Sono per molto belli da vedere. Noi abitiamo al quarto piano, li vediamo dall'alto. È bello vedere gli alberi, toglierli a noi dispiace molto. No comment. Non mi piace perché stanno così bene. Poi questa è una città, è una via trafficata per cui l'ossigeno farebbe bene, insomma. Non va bene per me. sono contraria. Io sono assolutamente in disaccordo col taglio degli alberi, perché è la bellezza nostra, la nostra città è una città splendente e gli alberi rendono la nostra città splendente. Poi sarà più bello probabilmente la nuova strada, ma magari trovano alberi che non crescono così tanto, che non rovinano il marciapiede anche. Però sì, con alberi è più bello la strada. Diverso l'atteggiamento degli operatori economici. Fanno sì che tanta gente cade, tanta gente è caduta sugli alberi per via delle radici che sollevano il marciapiede. Per me un po' di verde ci deve rimanere, perché sennò avremo troppo cemento qui attorno. Poi per noi sarà sicuramente un disagio. Per il nostro quartiere, anche tutti i lavori che faranno, sarà un bel disagio. Io penso che sia una cosa utile. Dopo però bisogna magari pensare a qualche altro alberello più piccolo, magari che fa meno danni, però secondo me basta guardare anche perché il marciapiede, qualche vecchiotto più di qualcuno si è inciampato, quindi secondo me è una cosa positiva. A dar loro ragione chi su quelle radici è inciampato. A me ieri mattina purtroppo non mi sono accorto, sono caduto per terra, insomma. Per fortuna che ero con un amico mi ha aiutato perché data l'età anche quindi se ho dovuto facevo fatica insomma a tirarmi su, tutto qua.